Dovremmo veramente essere pronti perché il gruppo mi è venuto incontro, perché loro so che hanno tendenze metal, neogothic, gli piacciono i volumi quelli un po' così, volumi veramente alti, però sapendo qua com'è la situazione si sono preparati, sono arrivati un po' acustici. Signore e signori, un applauso per i Darkest Clouds. Grazie. No, è vero, vi siete, diciamo, quindi siete in una versione un po' inedita, così un Inedita. po', È il primo live acustico della nostra storia, possiamo dirlo. possiamo dirlo, forte, e lo stiamo anche registrando e mandando in streaming, quindi cioè, ci prendiamo senza rete proprio, Alla grande. senza rete. Va bene, allora stasera serata così Super Bowl, perché siamo prima dell'incontro importantissimo qui di Torino. Voi, diciamo, in un Super Bowl con che brano aprireste? Leader. Leader, mi sembra veramente la parola giusta. Signori e signori, i Darkest Clouds, questa è Leader. Going down the stair, thinking about his day. An idea is carrying me, probably use a sphere. Faces watch and judge me. People talking about me. And I know I'm feeling better now. Try, but I know it's not right. To become leader now. And I know, and I try to keep my head leader more high. Walking with my head down, always I'm alone. Voices are in my head, take me to the ground. Everything is scary and I try to stand up and shout. But now it's a new life, a baby, a wife, and a job. And I know I'm feeling better now. Try, but I know it's not right. To become leader now. And I know, and I try to keep my head leader more high. And I know I'm feeling better now. Try, but I know it's not right. To become leader now. And I know, and I try to keep my head leader more high. Grazie! Oh, Leader, questo era Leader, Darkest Clouds con questo finale che dice un altro modo di come comincia. E questo, diciamo, il primo brano di questa
versione così un po' più acustica alla quale stiamo ascoltando. E Darkest Clouds, diciamo, già il nome non fa venire in mente una situazione solare, perché sarebbe, come sarebbe, le nuvole più scure. Le nuvole più oscure, sì. Più scure, più scure. Quindi come mai vi ha ispirato il cielo di Torino? Ma diciamo che il nome non ha un'origine precisa. Diciamo che non ci siamo mai posti barriere, è stata più un'ispirazione momentanea che ci è venuta e ci è sembrato un bel nome. Un bel nome e ispira anche, diciamo, parte delle nostre canzoni, diciamo, come tematiche, ma non solo. Quindi non siete solo. un po' dark, quindi, come viaggio, un po' dark. Se no sarebbe In stato un bright. lato sì, nell'altro no. In un lato, vabbè. E adesso che lato vediamo? Adesso vediamo il lato meno dark, appunto. Ah, vediamo il lato più solare. Esatto. E Però lasciamo- sono soltanto dei piccoli momenti, se non sbaglio. a metà. Perché- A metà. A metà. Perché questo è un brano che si intitola Moments. quindi Moments. Bei momenti però. Bei momenti, bei momenti. Bei momenti. Need you in my life. 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 Save this moment, 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 save this moment. Save this moment, 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 save this moment.
Moments, Grazie. questi erano Darkest Clouds, questa era una ballata proprio, era un momento Ballata, sì, questo è un ballata. È ballatone. la prima canzone scritta e concepita in acustico. Vedi, per ora è vedi. l'unica anche. Però mi è venuta Volevamo bene. cimentarci anche un po' nell'acustico. Bene, spero un po' per colpa mia anche, dice, mi andava la salute, noi abbiamo una canzone che Sì, suona abbiamo come deve pensato, suonare. faremo un live lì e scriviamo un acustico. Almeno un pezzo. Sono onorato di questa cosa qui, devo dire che mi è venuta anche bene questo Moments un po' così di Beatlesiano, Britpop memoria, se mi posso permettere. Allora, invece io volevo chiedervi, giusto per farmi i fatti vostri, la sala prove ce l'avete, il vostro rifugio, o siete un po' nomadi per fare le prove, per andare di qua e di là? Siamo affittare? molto nomadi, Siete molto nomadi, perché Ale sta in Inghilterra sì. e quindi abbiamo provato praticamente 2 prove per 2 concerti. Quindi la nostra sala non esiste, Provate su Skype come senso. più o meno. Praticamente sì. C'è un po' di latenza, però dopo un po' uno si abitua, vedi cosa riesce a fare anche la tecnologia. Benissimo, e allora il prossimo brano è nato su WhatsApp, com'è? È nato in una prova circa 2 anni fa e personalmente è il mio preferito, vabbè, sono di parte, Grey, e passiamo di nuovo al lato molto oscuro. Beh, diciamo che non è Pink, ecco. Questo, questo è Grey, ladies and gentlemen, loro sono i Darkest Clouds. Gray as the rainy sky, it will bring despair in my ear. Gray as my days, an infinite routine of war. You can find my remembrances deeply inside my strange mind. I don't know how we'll continue now. Look around me and try to go. There are thoughts inside my head now that are buried inside my mind. There are thoughts inside my head now that are buried inside my soul. Day by day, all remains the same. Not good times as the old days. How can I do? And how can I be now? Be myself in my misery. Then I found inside my head now that I buried inside my mind. That I found inside my head now. That I buried inside my
Darkest Clouds, questa era Grey e adesso diciamo abbiamo pochi minuti prima che cominci la partita, quindi diciamo per essere sincronizzati io non vorrei chiedervi il titolo del prossimo brano perché se non ho capito male in scaletta diciamo potrebbe essere, però qua come dici puoi fare torto, quindi non diciamo niente, diciamo solo che questo è il brano con il quale ci diamo l'arrivederci con i Darkest Clouds, adesso appena voi riuscirete a ricomporvi tra le varie città nelle quali siete sparsi. E con che brano però chiudiamo? Lo vuoi dire tu, lo dici tu questo brano che... Chiudiamo con Failure che Failure. abbiamo arrangiato per il salotto di Mao, questo possiamo questa dire. è una cosa che mi fa Ed è vero, ed è questo. bene. L'avete fatta in acustico proprio per farla Sì, qua. sì, molto diversa dalla versione. E allora la sentiamo volentieri, registriamo questa sorta di inedito dei Darkest Clouds, questa è Failure. That solution wasn't that expensive. Freeze out is a shock to me. All
Grazie ai Darkest Clouds, questo era l'ultimo brano, devo essere intransigente stasera perché dobbiamo dare la linea diciamo allo studio, o meglio allo stadio, perché tra poco proietteremo qui al Lab la partita. Allora ragazzi io vi ringrazio tantissimo Grazie a i te. Darkest Clouds, vi faccio un grosso in bocca al lupo, ringraziamo chiaramente anche i Sogni di Chris e Dodo e Charlie che sono intervenuti, Mattia Martino alla parte tecnica e Danilo Samà che ci seguono chiaramente da Bruxelles, ci segue tutte le faccende diciamo quelle internet. Ringraziamo il Lab e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, tante belle cose, non c'è la sigla, arrivederci, ciao.